azienda è Azienda Agricola Biologica Biorigo e ci occupiamo principalmente di estensivo, ma come prodotto di nicchia noi abbiamo l'allevamento di suini allo stato semibrado e facciamo i salami. L'azienda è dal 2013, ma con l'aiuto del PSR abbiamo ristrutturato tutti questi edifici ed è dal gennaio 2020 che trasformiamo i suini in insaccati. La nostra caratteristica è il tempo. Qui gli animali crescono con i loro ritmi naturali, quindi se la legge mi dice magari 4 mesi, noi qua li teniamo anche 9, 10, 12 mesi. A noi non interessa tanto il tempo e la velocità, in quanto velocità, ma il suo naturale decorso degli animali. Per dire la gallina negli allevamenti industriali in 90 giorni è pronta, quindi è pronta al consumo. Qui da noi possiamo parlare anche di 120, 160, anche un anno. Il cappone per esempio ha oltre un anno, quindi capite bene qual è la differenza. Esatto, noi abbiamo un piccolo laboratorio, sfruttiamo una legge regionale che è chiamata la PPL e mi permette di fare questo a casa, quindi trasformare il suino in insaccato, come anche macellare i piccoli animali di bassa corte, galline, anatre, faraone e conigli, che sono quelli principali che abbiamo qui in azienda, senza ricorrere ad altre persone, a terzi. Con il maiale noi facciamo il classico o il tradizionale salame, come può essere dopo la pancetta, l'osso collo o la bondola veneta e i cotechini. Noi stiamo portando avanti la tradizione del fare sui salami, fare proprio su, ecco, detta così proprio in dialetto, dove questa attività ormai è fatta da persone anziane che pian pianino, vuoi l'età, insomma, fanno fatica a tramandare e quindi piano piano si va a perdere. Noi cerchiamo di tenere alta questa tradizione nel nostro piccolo e nella nostra conoscenza. Noi rigorosamente tradizionale, senza prodotti chimici all'interno, ma tutto naturale. Carne di suino, sale, pepe, vino, aglio. Stop. Allora la bondola non è altro che la vescica di maiale insaccata, quindi dentro c'è proprio il macinato. Una volta stagionata la si mette in pentola, la si fa cucinare 3-4 a seconda del gusto personale e dopo va intavolata, tagliata con magari purè o il crème, che è un altro prodotto tipico magari nostrano. Allora il nostro cliente tipo è gente comunque del luogo che con il passaparola capisce la genuinità e la bontà del prodotto e riconosce e ricorda il gusto che da bambino aveva nel mangiare il salame. Allora le criticità di questa azienda sono la sostenibilità. Come dicevo prima, il tempo è qui molto lento, però non va di pari passo con l'economia. La gallina mangia per 200 giorni e quindi ha un costo maggiore rispetto a una gallina da industria che ne mangia 90. Non sempre questa cosa qua, se tu la metti sul piatto a livello economico, dici dovrei vendere la gallina a 100 euro, non ci stai, allora la vendi a un prezzo equo e su questa bilancia dici il prodotto comunque ha rispettato i suoi tempi ed è di qualità molto ma molto superiore rispetto all'industria. Il cliente tipo apprezza il tempo che ci si mette, la qualità e il modo che viene fatto e anche l'alimento, che l'alimento è direttamente dal campo al consumatore, che in questo caso può essere la gallina, come la faraona, come il suino. Ce ne sono, però che trasformano i suini in insaccati ce ne sono veramente pochi, cioè si contano proprio su una mano, 2, 3, 4 persone. In Polesine vorrei dire che ce ne siano 4
Un po' di speranza c'è, perché poi detta così la speranza è l'ultima a morire, però a fatica, a fatica.